Pronti? Pronti, Trieste Villas Special Edition. Oggi vi presenteremo tutte le proprietà della costiera triestina Dal mare, fighissimo. Stiamo entrando nel porticciolo di Portopiccolo. Da qui vi presentiamo subito la nostra prima villa esclusiva luxury. Per chi non conoscesse Portopiccolo, si tratta di un borgo di recente costruzione molto lussuoso ed ecco che possiamo scorgere la prima proprietà. Questa è una delle poche ville di Portopiccolo. Circa 500 metri quadri di villa molto ben finita. Piscina, 2 palestre, 4 box macchina, lusso estremo, 5 milioni e 7. Prossima fermata, Filtri. Let's go! Adesso brevissima sosta a Residence Europa, abbiamo un 100 metri quadri con box auto, prima fila totalmente avvolto dall'acqua, nel senso che addirittura a sbalzo sembra di essere sul mare. Se volete vedere il video di presentazione trovate il link qua sotto, Davide e Camilla hanno fatto un egregio lavoro. Prossima fermata, Filtri, bellissima villetta, prima fila. Zona Santa Croce Mare, qui possiamo proporvi addirittura 2 alternative. Una terza fila, una grande villa con piscina che fa parte della nostra sezione Private Collection, perciò per avere informazioni richiedetecele, e una prima fila stupenda, un po' più piccola, casetta di 90 metri quadri circa, concessione demaniale con il nostro molo privato, la nostra piazzola mare privata, una chicca incredibile, delle terrazze stupende, quindi questa è una preview, a breve usciremo. Partiamo di nuovo in direzione Trieste, via! Avete presente il ristorante Tenda Rossa in mezzo alla costiera? Vi andremo a presentare una penthouse in via di finitura. Tenda Rossa, arriviamo! Piccolo jolly per il nostro collega e amico Andrea Oliva, qua su dispone di un terreno da quasi 10.000 metri quadri con la possibilità di recuperare una villa esistente oppure di fare un'operazione immobiliare costruendo ex novo un buon numero di nuove villette. E andiamo alla prossima, Tenda Rossa. Signori, vista dal mare la costiera triestina è ancora più bella di come si possa immaginare. Non abbiamo nulla da invidiare a posti molto più famosi di Trieste. Eccoci qua, siamo proprio sotto la Tenda Rossa. Provate a vedere se noi da qui vediamo quelle vetrate così bene che vista si possa avere da dentro casa. Una penthouse da 160 metri con 160 di terrazze e 800 metri quadri di giardini nei pastini e volendo altre 2 unità. Villa intera di circa 500 metri quadri, abbiamo la nostra piazzola mare e quindi possiamo vivere il mare in forma privata, che è una cosa senza prezzo. In onore di questa meraviglia ci fermeremo anche a fare un touch. Ragazzi, qua acqua pazzesca, guardate che meraviglia. Poi là, nascoste da un gigantesco pino marittimo che a parer mio la più bella villa che abbiamo mai gestito. Prima fila assoluta e uno spettacolo, 2 centinaia di metri quadri interni, terrazzamento, proprio molo, ha un garage per la barca e soprattutto la cornice più intima che io abbia mai visto. Quindi siete qua, prima fila, è una cosa incredibile. Ormai ho il callo a vedere belle case, ma questa qua è una cosa ultra spettacolare. Non so se posso aggiungere qualcosa alle immagini, non si può. L'acqua, il contesto, questo pezzo di costiera, la vicinanza del castello di Miramare è uno dei pochi punti dove abbiamo la sabbia, quindi l'acqua è davvero cristallina. Poter pensare di vivere, svegliarsi ogni giorno qui è un regalo incredibile. Eccoci qua, siamo arrivati a Barcola. Qui si chiude anche il nostro viaggio di immobili. Vi presentiamo la villa a Barcola, 500 metri quadri, architettura incredibile, postmoderna. Anche qui abbiamo fatto il solito video di presentazione. Questa villa, anche se non è propriamente sul mare, è veramente a 2 passi dal mare. Qui ci sono tutti i circoli nautici con i bambini che fanno la scuola a vela. Vi lasciamo con la chiusura di questo primo Trieste Villa Special col bel Davide, Martino, il nostro gommone a noleggio. Se state cercando una casa qua a Trieste, fatevi avanti. E qualsiasi immobile interessante da vendere, siamo sicuri di renderlo bello al meglio. Ragazzi, grazie mille, ciao.